Bologna Città del Trotto. In questo servizio l'addetto al fotofinish e fotografo dell'Arcoveggio Elio Rambaldi ci illustrerà il funzionamento del dispositivo che permette di rilevare l'ordine di arrivo. Allora, il fotofinish permette di rilevare l'arrivo dei cavalli attraverso queste due telecamere che sono puntate sul palo d'arrivo, insieme a questi due computer che recepiscono l'immagine e salvano l'immagine in un unico file. Una volta terminato l'arrivo viene elaborata e segnalate le linee su ogni cavallo, dando sia i tempi che le posizioni. Fra le altre cose, qui abbiamo l'unica macchina in Italia e sicuramente probabilmente anche in Europa, che è l'Omega Miria, che è un fotofinish di ultima generazione che è stato utilizzato per i campionati mondiali e per le Olimpiadi. È una macchina altamente affidabile insieme all'altra un po' più datata, sempre dell'Omega, che però ha una definizione ottica enorme. Vediamo adesso cosa accade poco prima della partenza. In questo momento cosa succede? Allora, in questo momento stiamo attendendo la partenza della corsa. Io ho già armato le due macchine pronte per la partenza. Come possiamo vedere qui c'è il cavallino e la pistola pronta. Il cronometro è a 0. Quando i cavalli passeranno davanti alla fotocellula di partenza, partirà il cronometro e quindi partirà la pre-registrazione delle immagini. A questo punto attendiamo la partenza. Una volta che partiranno i cavalli, al passaggio dalla fotocellula di apertura sentiremo il computer che emette uno sparo e iniziano i cavallini che sono sui computer, iniziano a galoppare, inizia la pre-registrazione in attesa del secondo giro, dove daremo l'input per la chiusura delle telecamere. Quando arriveranno all'ultima curva, innescheremo l'arrivo. A questo punto finish e lì inizia la registrazione dell'arrivo. E con questo termina la prima parte del servizio dedicato al fotofinish.